Che cosa possiamo trovare del San Martino dei suoi tempi che sia valido per la vita e la società di oggi? L'avere legato in maniera nuova la vita contemplativa e l'azione di governo all'interno della Chiesa, all'insegna di una assoluta povertà nello stile del Vangelo e contemporaneamente vivendo le beatitudini come richiamo per una sequela più diretta e immediata della vita di Gesù. Sul nostro territorio le chiese che sono dedicate a San Martino sono non tanto numerose, ma insomma ce ne sono abbastanza. Ecco, forse possiamo partire dal discorso che anticamente chi viveva in queste terre viveva l'esperienza di questo santo, la solitudine, la povertà, la fatica. Martino è il primo che come vescovo si dedica all'apostolato delle zone rurali. Nell'epoca storica in cui viveva, probabilmente i vescovi erano più legati alla cura pastorale delle città, dei grandi centri di aggregazione dell'impero romano. Martino rappresenta una novità, un apostolato nelle campagne che significa molto concretamente, all'insegna chiaramente della pace e della carità, però la sconfitta della superstizione. Una delle sottolineature che fa Sulpicio Severo, scusatemi questo inciso, è il fatto che dopo aver ricevuto il battesimo Martino rimane nell'esercito solamente virtualmente, ma anche prima tiene molto a sottolineare che non ha mai combattuto in prima linea. Questo sta molto a sottolineare la consapevolezza della pace, la consapevolezza della misericordia, la consapevolezza che anche le migliori energie non possono essere profuse attraverso la violenza. Chiaramente la sua opera è contro la superstizione, ma impugnando le armi della carità.